Salve a tutti, vediamo ora come calcolare la formula della gittata nel lancio obliquo, cioè la distanza alla quale arriva un proiettile sparato secondo un certo angolo con velocità iniziale v0. La gittata sarebbe questa distanza. E qui sopra abbiamo le formule del lancio obliquo e come vedete ho barrato h. H è l'altezza iniziale alla quale sprano il proiettile. Qui l'abbiamo posta uguale a 0 per semplificare un po' i calcoli. Fra poco vedremo perché. Allora, se noi interessa calcolare questa distanza, cioè qual è la condizione alla quale la condizione che dobbiamo porre per trovare questo punto. La condizione è che qui la coordinata y è uguale a 0 e qui abbiamo l'espressione per y, v0y per t meno un mezzo gt al quadrato, quindi questa espressione dovrà essere uguale a 0. v0y per t meno un mezzo gt al quadrato è uguale a 0. Adesso noi dobbiamo calcolare il tempo che impiega il proiettile per arrivare fino a qua. Adesso questa è un'equazione di secondo grado, comunque possiamo, è un'equazione di secondo grado alla quale manca un termine, proprio perché abbiamo tolto h, e si può risolvere semplicemente raccogliendo t. Raccolgo t, in parentesi rimane v0y meno un mezzo gt è uguale a 0. Allora, questo per questa parentesi uguale a 0 significa che t è uguale a 0, la parentesi è uguale a 0. T uguale a 0 oppure tutta l'espressione in questa parentesi uguale a 0. E visto che questa espressione è uguale a 0, questo termine posso portarlo già dall'altra parte. v0y la porto dall'altra parte in modo che questo meno diventa un più, è un mezzo gt. Noi dobbiamo trovare t, moltiplichiamo entrambi i lati per 2. Qui abbiamo 2 v0y, un mezzo per 2 si eliminano, è uguale gt, devo dividere con g. Qui abbiamo 2 v0y fratto g è uguale t. Quindi abbiamo trovato l'altro t, ce ne abbiamo due, però questo t uguale a 0 corrisponde a questo punto iniziale, perché nell'istante 0 il proiettile parte da qui e questo punto non ci interessa, quindi ci interessa solo questo, e quindi questo valore di t. Adesso lo scrivo qua. v0y fratto g. Ok, adesso che abbiamo il tempo che impiega per arrivare fino a qua, possiamo calcolare proprio la gittata. Perché? Perché la gittata è la coordinata x che vale per questo tempo. Quindi usiamo la formula di x. E però mettiamo questo tempo qua e questa sarà la nostra gittata, quindi magari uso tipo una G maiuscola. Allora, come vedete qua è v0x per t, v0x per questo t, che è 2v0y fratto g. Adesso posso mettere tutto insieme, 2v0x per v0y fratto g, e ho trovato la formula per la gittata. E posso scriverla anche in un altro modo, perché posso esprimere v0x e v0y. Allora, v0x è v0 per coseno di alfa, l'angolo sotto il quale spariamo il proiettile, e v0y è v0 per seno di alfa.
Allora qui otteniamo, allora, 2 rimane, V0x metto V0 coseno di alfa e V0y metto V0 seno di alfa, tutto fratto G. E adesso se riordino possiamo ottenere anche questa formula. G è 2V0 al quadrato seno alfa coseno alfa tutto fratto G. Quindi abbiamo anche questa. E adesso ancora un'ultima considerazione. Qual è l'angolo al quale dobbiamo sparare il proiettile per avere la gittata maggiore di tutte? Per capirlo ritorniamo a questa formula. Adesso questa la cancello. Allora, qui nella formula abbiamo 2 V0x per V0y fratto G. Allora 2 e G sono costanti, quindi quelle rimangono sempre uguali, ma V0x per V0y, questo è il prodotto di V0x per V0y. Se noi disegniamo la velocità iniziale V0, questa si scompone in due componenti, che sono appunto V0x e V0y. E se noi cambiamo l'angolo, cambieranno le componenti. Qui abbiamo un angolo così, se abbiamo un angolo più piccolo, sì, con lo stesso V0 comunque, V0x e V0y saranno così. Se abbiamo un angolo grande, avremo una cosa del genere. Comunque V0x per V0y è l'area di questo rettangolo e quindi chiederci a quale angolo otteniamo la gittata maggiore equivale a chiederci quest'altra cosa: data la diagonale, qual è il rettangolo che ha l'area maggiore? E se uno può capirlo intuitivamente o studiarsi il problema, capisce che si tratta del quadrato. Tra tutti questi rettangoli il quadrato è quello che ha l'area maggiore, cioè quello in cui V0x è uguale a V0y e quest'angolo è di 45 gradi. Quindi otteniamo la gittata maggiore per 45 gradi. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.